Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. 5 anni dal Covid, dalla prima vittima del Covid, morì Adriano Trevisan, vi ricordate voi Euganeo, la prima zona rossa e poi la vittima Adriano Trevisan che spirò all'ospedale di Schiavonia. Dovremmo avere già in diretta, vediamo se dovrebbe esserci Francesco Rattai in diretta da voi Euganeo, a te Francesco. Sì direttore, buongiorno, siamo in diretta esattamente dalla piazza di Vo. Con me il sindaco di allora Giuliano Martini e il responsabile tecnico del comune dell'epoca Ettore Moreggio. Siamo qua con loro proprio per ricordare quei tragici momenti, perché da qui che partì l'incubo, lo ricordavi giustamente tu, era di Vo il primo morto di Covid, il signor Trevisan, 77 anni, dopo pochi giorni morì anche quello che era considerato il suo amico, a 67 anni, giusto sindaco? Ecco sindaco, come ricorda quei momenti? Incredulità all'inizio, non potevamo credere che il Covid sarebbe arrivato a Vo. Poi però ci siamo rimboccati le maniche. Fortunatamente il personale del nostro comune, gli assessori, i consiglieri si sono stretti attorno a noi e hanno lavorato con noi in modo importante per dare una risposta che tutti cercavamo in quel momento, cioè di sapere come affrontare il Covid. Da lì è nato tutto e quindi diciamo che abbiamo avuto la collaborazione importante delle forze dell'ordine, dell'unità sanitaria locale, del nostro gruppo alpini, dell'Arma dei Carabinieri, un lavoro incessante fatto in sintonia e in sinergia, diciamo che è stato fatto in modo direi eccellente, e da qui è nato tutto con una serie poi di tamponi dell'Università di Padova, con i controlli sierologici, la ricerca del professor Crisanti fortemente voluta dal Presidente della Regione Luca Zaia. Direi che questo ha dato il risultato, una sinergia e sintonia in tutto quello che è stato fatto. Ecco, in quei giorni Vo fu chiusa, fu la prima città a essere dichiarata zona rossa. Nei primi giorni non c'erano neanche medici e il sindaco Martini è anche il farmacista del paese e quindi da farmacista è stato il primo a portare un supporto anche medico, giusto? Chiaramente l'esigenza era quella, essendo chiusi qua dentro senza medici. Come ripeto, ho tirato fuori anche l'esperienza che ho avuto come aiutante di sanità alpino e ho fatto quello che bisognava fare. Ecco, con noi c'è anche il geometra Moreggio che all'epoca era il responsabile tecnico del comune. Fu lui insieme al sindaco a iniziare a delimitare la zona rossa, giusto? Sì, sono stato io a fornire ai militari un po' di indicazioni per chiudere nella maniera che sembrava più ottimale al momento tutto quanto il comune, in modo che non ci fosse contatti con l'esterno, che la gente non avesse contatti con l'esterno. Ecco, che ricordi ha di quei momenti? Molta confusione, perché allora all'inizio il Covid era un'avventura per tutti, primi fra tutti gli esperti di sanità, e la difficoltà maggiore era far capire di fare attenzione ai contagi, quindi alla pulizia, a determinate regole di buon comportamento, perché non si avesse un aumento dei contagi, dei positivi al Covid. Ecco, fu come uno tsunami che vi travolse. Sì, è stata un'esperienza per Vo, come credo per tutta Italia e tutto il mondo, veramente nuova, perché non si sapeva come affrontare al meglio la situazione. Ecco, Vo è stata la prima a provare quello che poi in realtà abbiamo provato tutti quanti, perché a pochi giorni da quel 21 febbraio l'Italia fu chiusa, come titolarono i principali quotidiani nazionali. Sindaco, a 5 anni da quegli eventi cosa resta?
Indubbiamente rimane, diciamo che siamo cresciuti, in quella esperienza ci ha fatto crescere e ci ha dato anche un forte senso di comunità. Ecco, queste sono le cose che rimangono. Ecco, un'ultima domanda, Sindaco. C'è un momento particolare che lei ricorda di quei giorni? Sì, sono stato chiamato perché papà e una mamma stavano tornando a casa con una bambina che insomma è stata visitata in ospedale, ma non potevano rientrare, quindi mi sono portato subito verso il punto in cui erano fermi e con l'aiuto dei carabinieri siamo riusciti a trovare insomma, il modo migliore per far rientrare a casa questa piccola che piangeva disperata e la famiglia. Questo è stato il momento più toccante, direi. Ecco, con questa testimonianza, direttore, non so se ci sono domande da studio per i nostri ospiti. Grazie molte Francesco, grazie ai tuoi ospiti, a Cristian Rocchi Allende per la parte tecnica. 5 anni dall'inizio di quella tragedia, il lockdown, tutto quello che abbiamo passato, le vaccinazioni di massa, i Novax, i Provax, insomma ancora oggi ovviamente se ne parla e si teme che si possa purtroppo dover far fronte ad altre pandemie, ma andiamo adesso in diretta a Schiavonia, davanti all'ospedale di Schiavonia c'è Valentina Visentin con Nicoletta Rizzetto. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo nell'altro luogo simbolo della pandemia in Veneto, l'ospedale di Schiavonia, e questo parcheggio che adesso vedete così pieno di auto era completamente deserto in quei giorni, perché è qui che tutto poi è cominciato. Il giorno prima, il 20 febbraio, infatti Adriano Trevisan era ricoverato qui insieme al suo amico Renato Turetta per una brutta polmonite. Nessuno però pensava potesse essere Covid, non c'erano quei requisiti necessari per effettuare i tamponi che all'epoca venivano fatti solo per le persone di rientro dalla Cina o che avevano avuto contatti con persone rientrate dalla Cina. Ma qui, grazie a un'intuizione di un immunologo, venne fatto il tampone. Perché? Perché sostanzialmente il quadro clinico di Adriano Trevisan e di Renato Turetta erano identici e quindi venne eseguito il tampone il 20 di febbraio. Il referto, il risultato che cambiò completamente la storia, arrivò proprio il 21 di febbraio nel pomeriggio. Adriano Trevisan era risultato positivo al tampone per il SARS-CoV. Cosa succede? Questo ospedale viene completamente chiuso, nessuno poteva più uscire, quindi tutte le persone ricoverate, i pazienti, i medici, sanitari, OSS, tutti rimasero qui dentro per giorni, perché questa insieme a Vo divenne la seconda zona rossa del Veneto e dell'Italia, e questo parcheggio completamente vuoto, qui sostavano solo le auto dei carabinieri e delle forze dell'ordine che impedivano appunto sia l'accesso ma anche l'uscita. E pensate, la gente all'interno che era rimasta senza cibo, perché ci ha raccontato anche la dottoressa del pronto soccorso che abbiamo sentito pochi minuti fa, erano finite tutte le scorte di cibo all'interno, le bottigliette di acqua, e quindi tanti parenti che avevano persone ricoverate qui arrivavano fino a questo punto dove io mi trovo adesso per lasciare cibo, bottiglie di acqua, qualcosa da mangiare, cambi anche di indumenti per i parenti e i medici che erano bloccati all'interno. Venivano fatti i tamponi a tutte le ore del giorno e della notte, quindi una situazione spettrale quella che si viveva proprio in questo ospedale, il primo ospedale che divenne poi ospedale Covid. Nei mesi seguenti, nelle settimane seguenti, sono stati giorni lunghissimi e molto difficili per i medici, che vedevano le terapie intensive poi mano a mano affollarsi, e c'era tanta preoccupazione ovviamente, con i bollettini che abbiamo imparato a conoscere anche noi, a raccontare quotidianamente dalla sede della Protezione Civile di Mestre, dove il governatore del Veneto Luca Zaia ogni giorno raccontava con i numeri quella che era l'evoluzione della pandemia, che era appunto cominciata qui in questo
questo ospedale nell'ospedale di Schiavonia, quando appunto i 2 pazienti risultarono positivi. Poi purtroppo Adriano Trevisan morì proprio nel pomeriggio del 21 febbraio e divenne la prima vittima di Covid non solo in Italia ma proprio in Europa, e quindi il Veneto, suo malgrado, è entrato nella storia anche da questo punto di vista. Noi appunto abbiamo sentito pochi minuti fa la dottoressa Roberta Volpin, che era responsabile all'epoca ed è responsabile tutt'oggi dell'ospedale, del pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia, che ha ripercorso con noi quelle drammatiche giornate e soprattutto con le immagini ci ha raccontato ancora una volta quella che è stata la pandemia. Noi restituiamo la linea, ma presto avrete il contributo e sentirete proprio le parole della dottoressa Roberta Volpin, che racconta cosa è stata Schiavonia in quel 21 febbraio del 2020, esattamente 5 anni fa. Grazie molte a Valentina Visentina e a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, e adesso sentiamo anche l'ULSS 6, proprio a 5 anni da una pandemia che nella sola provincia di Padova aveva fatto 3.000 vittime. Anni dal primo caso di Covid-19 in Veneto, registrato a Vo, in provincia di Padova, una data che ha segnato uno spartiacque nella storia recente. In 5 anni i numeri riassumono solo in parte quello che è stata la pandemia. Quasi 3.000 morti nella sola provincia di Padova, oltre 8 milioni e mezzo di tamponi eseguiti e circa 3 milioni di vaccinazioni. Ma il Covid ha stravolto la nostra società. Sono 5 anni con numeri incredibili, purtroppo quasi 3.000 decessi nella provincia di Padova per Covid, e un lavoro di tamponi, diversi milioni di tamponi fatti per la parte diagnostica e quasi 2.500.000 vaccini fatti nella provincia di Padova. Ma non vorrei ricordare solo questi elementi, perché l'impatto è stato notevolissimo su tutta la comunità. Pensiamo alla scuola, il lockdown, il problema dei ragazzi. Le mascherine, il distanziamento che ha investito ogni campo della quotidianità, dagli affetti al lavoro e stravolgendo la sanità. Carico drammatico di affetti che si rompono, di legami tra le persone. Gli anziani, le case di riposo, questo tsunami che è arrivato. La prima fase della malattia è stata ad altissima letalità in contesti dove c'erano gli anziani tra di loro. Ma poi gli appuntamenti sanitari rimandati, gli interventi chirurgici portati in avanti. Rispetto al picco di contagi registrato nel febbraio del 2021, oggi i casi di Covid sono minimi e in rarissimi casi portano all'ospedalizzazione, ma gli esperti non escludono nuove pandemie. Gli spostamenti e la globalizzazione le favoriscono. Il Covid però nella sua drammaticità ci ha insegnato a non essere più impreparati. Cosa ci rimane? Ci rimane moltissimo, perché intanto stiamo lavorando sul piano pandemico nazionale, regionale e dell'azienda ULSS 6, che poi è fatto insieme agli altri erogatori di servizi sanitari della provincia di Padova, e quindi siamo pronti qualora si dovesse ripresentare una situazione di epidemia importante o di pandemia, di non essere così impreparati come lo si era all'inizio del problema del Covid. E poi secondo me questa capacità di riscoprire i legami più profondi in una comunità per affrontare un tema di salute che non è solo di salute, ma alla fine diventa di tutti, in maniera coesa e condividendo gli obiettivi. Sono stati anni difficilissimi, la paura, l'apprensione, le restrizioni, come ricordava Valentina Visentini, i numeri dei morti e dei ricoverati. Sentiamo come l'hanno vissuta questa brutta storia i bassanesi. Sentiamo.
Ecco, non ci è pesato più di tanto rimanere in casa, eccetera. Abbiamo fatto tutti i vaccini, abbiamo cercato di essere prudentissimi. Quello che ci è pesato è che abbiamo vissuto questi 3-4 anni, praticamente ci sono volati via, li abbiamo persi, ecco. Infami, con 3 vaccini, 2 mesi positivo, quindi non aggiungo altro. Diremmo che il ricordo più brutto è quello che ti hanno chiuso in casa per 2 mesi, che è stata una cosa proprio fuori dal normale, vedere tutto, nessuno che girava, tutto chiuso, quello è stato un ricordo brutto. Poi alla fine io l'ho avuto e purtroppo sono rimasto un mese a casa con l'ossigeno, per carità, sono stato bene, però il ricordo è questo, la chiusura totale. I mercati sospesi, tutti a casa, attività azzerate, che ricordo ha? Pessimo, specialmente nel nostro settore che abbiamo dovuto buttare via tutto. Gente che ha proprio migliaia e migliaia di euro. Non solo noi, ma anche all'ingrosso, grossisti, produttori. Ad esempio in Olanda c'era il disastro, non sapevano più dove buttare la roba per smaltirla. Sono scoppiata. In che senso, signora? L'ho avuta subito e mi è passata e vabbè, mi ha lasciato qualche strascico, ma insomma, sono ancora qua, ecco. Nessuno sapeva come comportarsi, né sapevano cosa fare per sollevare la questione, per eliminarla, per cui secondo me è stato bene quello che hanno fatto. Beh, a me ha cambiato la vita perché vivevo a Tenerife e avevo un'attività turistica e quindi mi ha cambiato anche in bene perché rimanendo senza lavoro ho deciso finalmente di avere un figlio e sono anche rientrata a Bassano, che è la mia città di origine e mi piace, e da qui reinventarsi. Io credo che probabilmente avevano esagerato al momento in cui si è sviluppato il problema. Adesso forse viene completamente dimenticato, anche se c'è gente che muore ancora di Covid. Andiamo avanti con la cronaca. Purtroppo un'altra bambina investita da un'auto dopo quella travolta da un SUV nel Vicentino, purtroppo è morta a 10 anni. In questo caso si tratta di una bambina di 6 anni, accaduto a Breda di Piave. Andiamo subito da Edi Kaliman con Simone Merlo per la parte tecnica. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Come hai ricordato bene tu, poteva anche trasformarsi in una tragedia, l'ennesima di queste settimane, quella di questa mattina a Breda di Piave. Siamo precisamente nella frazione di Saletto di Piave in via Bovon, una via lunga circa 3 chilometri. Era mattina presto, prima delle 8, la bambina con la madre originaria del Burkina Faso che mano nella mano stava andando ad accompagnare la bimba a prendere il pulmino. Infatti la bambina a 6 anni è al suo primo anno di scuola elementare e si stava dirigendo proprio per prendere il pulmino e raggiungere i suoi compagni di scuola. Qualcosa deve essere andato storto, la dinamica è ancora ovviamente al vaglio degli inquirenti per capire ed accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto nelle prime ore della mattinata. Insomma, in questa via sarebbe sfuggita sostanzialmente dalla mano della madre e si sarebbe trovata circa a metà della corsia di questa strada e ovviamente è stata una questione di attimi che hanno voluto che ci fosse la sfortuna di avere un SUV, un Audi guidato da una donna che fortunatamente stava andando a bassa velocità, non ha visto la bambina ed è stata sostanzialmente investita. La bimba è stata colpita dall'auto e cadendo sostanzialmente sul cofano, appoggiandosi sul cofano. Ovviamente la signora, appena ha capito cosa era successo, ha frenato tempestivamente per paura. Ovviamente la bimba a quel punto è caduta sull'asfalto, è stata raggiunta sul posto immediatamente dall'ambulanza del suo M118 perché le sue condizioni sembravano inizialmente gravissime, tant'è che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso. La bimba è stata vigile, ci fanno sapere dalle testimonianze che tra poco anche ascolteremo per tutto il tempo, quindi grave ma
non in pericolo di vita. Lucio Zanato, il nostro Lucio Zanato, che era qui proprio in quei momenti, ha raccolto la testimonianza dello zio che vive qui vicino della bimba. I genitori sono all'ospedale in compagnia sua e del sindaco Mosole, che appena scoperta la notizia si è recato subito sul posto, che racconta le difficoltà di questa strada, una strada comunale. Ma sentiamo e poi torniamo a raccontarvi che strada è questa, via Bovon. Stamattina la mamma stava portando la bambina a scuola, è arrivato l'autobus e stavano praticamente per uscire dal cancello e la bambina ha visto l'autobus e praticamente all'attraversamento qua è uscita una macchina da là in fondo e l'ha presa e l'ha portato fino in fondo. Che notizia ha della condizione della bambina? Oddio, ho chiamato suo padre e mi ha detto che tanto parla. Stanno ancora facendo gli esami per accertarsi che non ci sia altre cose, insomma. Questa è una strada piuttosto lunga, è molto percorsa, con velocità che sono anche alte, sfortunatamente. Noi possiamo intervenire con la presenza di vigili eccetera, però soprattutto nei momenti di più frequenza, quindi la mattina, le pause pranzo e la sera, questa via qua, via Bovon, è intensa, ecco, come traffico. Adesso chiaramente cercheremo di capire come poter intervenire, anche se si tratta di una via di 3 km, quindi è una via appunto piuttosto impegnativa da gestire. Una via impegnativa, trafficata, intensa, definita dal sindaco Cristiano Mosole, che è una strada di proprietà comunale ma che è lunga ben 3 chilometri. Sono moltissimi, direttore, per riuscire a mettere dei rallentatori o anche solo degli autovelox, perché ovviamente superati questi il piede continuerebbe a essere premuto forte sull'acceleratore. Prima del collegamento abbiamo notato moltissimo traffico, era proprio scattato all'ora di pranzo e abbiamo contato ben 6 camion, una strada infatti trafficata, in questo momento non lo si vede, però appunto sono passati 6 camion nel giro di circa un quarto d'ora. È una strada in mezzo sostanzialmente alla campagna, che dall'Argine vicino al Piave, che porta poi verso Candelù, la stradina invece porta verso il centro di Breda di Piave, come avete sentito, quindi è spesso una strada utilizzata anche per deviare il traffico delle strade principali, e si attenderanno dunque anche con la giunta chiamata dal sindaco Mosole di capire ovviamente quali interventi possono essere messi in atto per ovviamente aumentare la sicurezza in questa via. Da Breda di Piave, direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte di Caliman a Simone Mello. Adesso andiamo da Ilaria Marchiori a Mirano, perché continuano i furti nelle abitazioni, addirittura i ladri tornano nelle case dove avevano già colpito. Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, il nostro operatore Sandro Ponchio. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Ballò di Mirano, in un'abitazione che è stata colpita ben 2 volte in 2 mesi. La prima a dicembre, i ladri hanno divelto la cassaforte, tra poco vi faremo vedere dove e come. L'hanno portata, pensate, addirittura in quel garage per svuotarla, quindi non l'hanno rubata ma l'hanno lasciata lì. Hanno tolto tutto il contenuto tra gioielli e contanti per un totale di circa 30.000 euro, poi se ne sono andati, tra l'altro provocando ulteriori danni. Il secondo è accaduto invece mercoledì sera, proprio qui per la seconda volta, quando all'interno dell'abitazione c'erano i proprietari, tra cui la signora Miriam, che ringrazio di essere qui, tra l'altro è ancora abbastanza scossa. Allora pensate, sono entrati da lì in fondo, da quel cancello che hanno divelto, è ancora così in via di sistemazione. E poi, signora Miriam, cos'è successo? È successo che stavo mettendo via dei piselli nel frigorifero della seconda cucina e ho sentito un colpo a quel balcone lì, che ecco, andiamo a vederlo, andiamo. Ha già aggiustato per sicurezza. Ho sentito un grosso colpo e a questo sono rimasta
rimasta un po' paralizzata dal fatto, e poi sono andata a chiamare mio marito, il quale è venuto, ha visto che era rotto, divelto, infatti c'è ancora il pezzo lì che hanno rotto, e sono andati via questa volta per fortuna senza entrare, mentre la prima volta ci hanno rotto la finestra, hanno distrutto casa praticamente, perché hanno svuotato armadi, hanno tirato fuori tutto il possibile, e in più portato via la cassaforte con 30.000 euro di gioielli e 1.000 euro in contanti. Cioè, allora, questa volta diciamo in qualche modo è andata meglio, perché non hanno portato via nulla. Voi eravate in casa, avete sentito il rumore, poi avete visto che effettivamente erano entrati dalle telecamere di videosorveglianza che voi avete posizionato dopo il furto di dicembre, non li avete visti e poi avete subito ovviamente chiamato i carabinieri. Andiamo a vedere invece che cosa hanno fatto la prima volta. Ci spostiamo, perché anche, ecco, venite con me, anche grazie a Sandro Ponchio che ci segue con la telecamera. Vi facciamo vedere invece la prima volta da dove sono entrati, da qui, giusto? Sì. Eccoci qui. Da questa finestra. Ecco, sono entrati. Si vedono ancora i segni delle frazioni, anche se il vetro è stato aggiustato, grazie anche a mio figlio che lavora in una vetreria, ce l'ha fatto subito, e hanno rotto tutto quanto il serramento. Ecco, ma andiamo a vedere subito la cassaforte che hanno divelto proprio a dicembre, che tra l'altro sono entrati di pomeriggio intorno alle 17:30, giusto? Esatto, sì, 17:30, fino alle 18:30 sono rimasti qua, perché Ecco, dunque la prima volta, pensate, sono entrati di pomeriggio alle 17:30, circa un'ora fino alle 18:30, hanno divelto la cassaforte, rubato i gioielli all'interno eccetera. Invece mercoledì sono entrati all'ora di cena, quindi anche proprio dei ladri senza remore. Vi facciamo vedere come hanno portato via questa cassaforte. L'hanno divelta, era incassata al muro, l'hanno tolta e portata nel garage, dove hanno preso i nostri attrezzi, picca, picco e mazza, e l'hanno aperta lì, hanno portato via il contenuto e ci hanno lasciato tutte le scatolette degli ori e la cassaforte rotta. Tra l'altro non era così a vista come la vediamo noi adesso, era coperta da un quadretto, e questa è una sorta di, sì, appunto, una sala caldaia, quindi nemmeno così facile da trovare. No, anche perché sono entrati dalla cucina, dalla finestra, e non si vede, qui proprio non si vede. Loro prima di tutto sono andati nelle stanze da letto, che hanno appunto tirato fuori tutto il possibile, hanno rovistato dappertutto, non trovando, poi sono scesi e hanno, non so in che modo siano giunti a venire qua, perché sono entrati e usciti dalla finestra. La porta era chiusa a chiave ancora, come l'avevo lasciata io. Senta, lei è arrabbiata? Tanto, sono arrabbiata, sono delusa dalle leggi che ci sono, purtroppo, perché sono a favore dei ladri, non di noi cittadini, perché anche se li prendono alla fine vengono rilasciati subito e se ne possono andare tranquillamente a fare nuovi danni in altre abitazioni, e poi in 2 mesi avere 2 volte le visite, non so cosa pensano di trovare alla fine, non abbiamo più niente. E tra l'altro l'ultima volta anche con voi in casa, quindi maggiormente con paura. Diciamo che non mi sento più tranquilla dentro casa mia, ecco, questo. Non mi sento proprio più tranquilla, perché la casa doveva essere che ti protegge, ti senti sicuro, in questo momento no, non mi sento più sicura. Ecco, nonostante abbiate anche posizionato le telecamere dal furto precedente, che quindi in qualche modo doveva esserci una sicurezza in più, così non è stata, perché anche se non hanno rubato nulla comunque sono entrati. Signora Miriam, io la ringrazio molto. Naturalmente la signora e il marito hanno denunciato per ben 2 volte ai carabinieri il furto subito a dicembre e il tentato furto di mercoledì. Si spera in qualche buona notizia, ma le speranze in realtà sono poche. Pochissime, anche perché non avevamo foto dei gioielli, cioè, quindi senza foto non riesci a recuperare. È più che altro la delusione che erano tutti gioielli affettivi, soprattutto che c'era roba di mia mamma, di mio papà e del papà di mio marito, della mamma di mio marito, insomma, ecco.
Certo, quindi oltre al valore economico, soprattutto quello affettivo. Grazie alla signora Miriam, qui da Ballò è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto. Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio, sempre sul fatto, i nostri giornalisti, i nostri tecnici erano sempre in prima linea. Vediamo una notizia purtroppo triste: Cesare Zambon, morto il bambino di 6 anni che combatteva contro una malattia rara. La mamma raccontava la sua storia in un blog: ora corri Cece, sei libero, non mi arrabbierò con la vita. È una storia che viene da Conegliano. E adesso andiamo a Motta di Livenza, dove una folla commossa ha assistito ai funerali di Andrea Crosato, il bimbo di 7 anni scomparso per una malattia rara, nipote del sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. All'addio anche i suoi amati supereroi come l'Uomo Ragno. Ora sei uno di loro in paradiso. Ci sono degli angeli che non hanno le ali, ma che hanno gli occhi e il cuore limpidi come il cielo. Uno di loro è Andrea. La comunità di Motta di Livenza si è riunita in un abbraccio colmo di affetto e solidarietà per dare l'ultimo saluto al piccolo Andrea Crosato, il bambino di 7 anni scomparso a causa di una malattia rara. La Basilica di San Nicolò non è riuscita a contenere amici e familiari, tutti venuti a rendere omaggio a un'anima tanto giovane quanto amata. Fra loro anche i compagni della classe prima D della scuola primaria Geronimo Aleandro, tutti con una rosa bianca in mano, uniti nel ricordo del loro amico. I tuoi genitori, caro Andrea, ti pensano ora a vivere uno dei tuoi più grandi sogni, un sogno che rende polvere i nostri sogni, stare in piedi e correre, correre, correre. La bara bianca, simbolo di purezza e innocenza, era adornata da un cuscino di rose bianche. A salutare Andrea anche i suoi beniamini dei fumetti, Capitan America, Batman e l'Uomo Ragno, il suo supereroe preferito che figurava anche in una ghirlanda di rose bianche. Accanto a mamma Laura e papà Domingo, chiusi nel loro dolore, nemmeno lui è riuscito a trattenere le lacrime. Fuori, nel piazzale della chiesa, a messa finita, la zia di Andrea ha letto una lettera commovente. Oggi non è la fine, ma è un nuovo capitolo di un nuovo libro, dove come un supereroe ti sei trasformato e sei in paradiso, tra le nuvole fatte di zucchero filato, a saltare come Spider-Man, a spruzzare ragnatele e a correre veloce come Sonic, in compagnia degli angeli. Guardaci dall'alto, ti vogliamo bene. Ciao Andrea, ciao Pastroccio. Andrea rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto, un piccolo eroe che anche nel momento dell'addio ha saputo unire una comunità con il suo sorriso indimenticabile. Poi compagni di gioco del piccolo assieme a Capitan America, Batman e naturalmente dall'Uomo Ragno hanno liberato in cielo dei palloncini e deposto delle rose bianche a fianco al loro amico. È una cerimonia straziante raccontata da Nicola Marcato. Torniamo ai 5 anni dall'inizio del Covid, la pandemia che ha fatto tante vittime, che ha provocato il lockdown. Sentiamo il ricordo della dottoressa del pronto soccorso di Schiavonia, dove erano stati ricoverati Adriano Trevisan, poi morto, e Renato Turetta, le prime 2 vittime del Covid. Vediamo. Tutto è accaduto a partire dal giorno prima, dal giorno 20, quando il nostro infettivologo, il dottor Monticelli, un professionista molto preparato, era stato chiamato a vedere un paziente con una brutta polmonite ricoverato in rianimazione. Facendo l'anamnesi con la figlia gli disse che anche il compagno di carte, quello che giocava a carte tutti i giorni col papà, aveva gli stessi sintomi, era ricoverato in un altro reparto. Il dottor Monticelli ha unito le due cose, le due persone, le due storie, ha fatto eseguire un TAC, e la TAC era uguale, identica alle TAC che si vedevano provenire da Wuhan.
Il giorno dopo, per cui il 21, nel primo pomeriggio alle 15:45 circa, vengo chiamata dal direttore medico dell'ospedale che mi dice che purtroppo sono positivi 2 pazienti ricoverati, uno in geriatria e l'altro in rianimazione, che sarà appunto il signor Trevisan, che dopo poche ore è morto, e mi dice di chiudere il pronto soccorso immediatamente e chiudere all'interno dell'ospedale tutti coloro che erano presenti. Per cui a quel punto è iniziata una storia che per me potrebbe anche essere definita epica. La chiusura di un ospedale e di tutte le persone all'interno, si è creato un piccolo mondo nuovo che nessuno conosceva. Io ricordo solo le immagini dall'esterno che vedevo nelle TV. C'è un'immagine di quei giorni che più le è rimasta impressa e che per lei riassume quello che ha vissuto nei mesi, poi nelle settimane seguenti? Beh, sicuramente l'immagine è quella della notte, in un ospedale spettrale in cui c'erano solo poche luci, e l'esterno tutte le luci delle telecamere, le luci della polizia, perché c'erano 2 cordoni di carabinieri e polizia che ci impediva l'uscita senza un tampone negativo, per cui proprio quell'immagine, le luci interne, la solitudine interna e l'esterno che ci guardava attonito. Cosa abbiamo imparato? Beh, sicuramente abbiamo imparato 2 cose: l'anticipazione e la flessibilità, che sono 2 concetti fondamentali nella gestione di una pandemia. L'anticipazione in base a indicazioni ministeriali, in cui io mi anticipo e mi preparo a gestire qualcosa che potrà avvenire ma non sono sicura che avverrà. E poi la flessibilità: giorno dopo giorno la pandemia cambia, l'epidemiologia cambia e l'ospedale deve cambiare dietro. In regia oggi Tony Esposito e Italo Morao. Pensate quanto cambiò anche il nostro lavoro, no? Io ricordo le sere in cui tornavo a casa dopo Focus e sembrava veramente di stare in un'altra dimensione, proprio il deserto più totale. Ci ricordiamo di Venezia completamente, oggi che affollata da centinaia di migliaia di turisti, e a quei tempi completamente svuotata dal Covid. Tante testimonianze raccogliemmo allora, e anche a 5 anni da quella fase tristissima e drammatica della nostra storia. Sentiamo un sacerdote, Don Marco Galante. Non dimentichiamo che il momento più drammatico di tutta l'esperienza Covid è stata la solitudine, il vivere isolati, e quindi la possibilità di poterli incontrare ogni giorno, queste persone ammalate, ha fatto sì, insomma, che da parte mia potessi portare in dono una presenza, e da parte loro, insomma, c'è stata l'occasione per ascoltare tante storie di vita importanti, belle, storie anche in cui l'esperienza del Covid ha cambiato traiettoria nelle loro vite. Porto nel cuore l'esperienza anche impegnativa di un tempo che sembrava un tempo bellico, un tempo di guerra. Ricordo quando gli ammalati continuavano ad arrivare in ospedale, venivano ricoverati, e i medici, tutto il personale si chiedeva: qui non dimettiamo quasi nessuno e gli ammalati continuano ad arrivare, dove li posizioneremo queste persone ammalate? Anche di un'esperienza che ci poneva degli interrogativi: ma cosa succederà, cosa sarà, cosa cambierà dopo questa esperienza? Interrogativi che poi sono diventati la storia dei 2 anni e mezzo vissuti in questo tempo, ecco, del Covid, e la storia che stiamo vivendo ancora oggi, perché anche oggi siamo segnati da quell'esperienza.
e davvero tanti sacerdoti, la Chiesa in generale fece tantissimo in quegli anni. Ciclabilità, pedoni e rischi della strada, quindi stiamo tornando adesso alla sicurezza sulle strade, se ne sta parlando, se ne sta discutendo. Andiamo da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, il nostro operatore. Siamo in compagnia con Antonio Dalla Venezia, coordinatore regionale FIAB, e con Marco Galla, presidente FIAB Vicenza, per parlare di ciclabilità, buone pratiche nelle città del Veneto a confronto e anche richieste per la messa in sicurezza ovviamente di ciclisti, pedoni e automobilisti. Sì, la giornata di lavoro di oggi appunto ha questo obiettivo, quello di confrontare le buone pratiche delle più grandi città del Veneto, partendo da una considerazione. I dati ultimi di Eurostat dicono che il tasso di motorizzazione in Italia è quasi 700 auto su 1000 abitanti. È evidente che non possiamo continuare così, dobbiamo porre dei temi, delle questioni sul piatto. La bicicletta è una delle soluzioni, assieme al trasporto pubblico, alla pedonalizzazione, alla mobilità in sharing, che possono risolvere i problemi della città, che sono sempre quelli: l'incidentalità, la sicurezza, l'inquinamento. Ecco, voi avete delle richieste specifiche, come ad esempio i limiti? Beh, noi abbiamo una ricetta che è un po' sempre quella, fondamentalmente. Noi abbiamo bisogno di ridurre il carico delle auto nelle nostre città, non c'è dubbio, e qui per farlo abbiamo bisogno di abbassare i limiti di velocità, aumentare le ciclabili di qualità, diciamo noi, quindi aumentare la quota di trasporto pubblico e investire delle risorse in questa direzione. Ecco, voi a proposito di questi temi su Vicenza avete fatto delle richieste specifiche, come ad esempio continuare nella via della ciclopedonalità, e anche alla luce delle ultime vicende di cronaca che hanno visto tanti ciclisti investiti con incidenti anche mortali. Sì, qualche anno fa si è costituita anche qui a Vicenza una rete di associazioni di cui fa parte FIAB, ed è stata FIAB una delle promotrici, che si chiama Velocità e che riunisce tutte quelle associazioni che hanno un po' un obiettivo comune, che è quello di considerare la bicicletta una soluzione di molti problemi che hanno le città piccole, quindi non esclusivamente ciclabili ovunque, ma anche corsie ciclabili e la condivisione dove non è possibile, perché siamo in città medievali, la condivisione degli spazi che però comportano la riduzione della velocità delle automobili, quindi il passare da un ambiente conteso a un ambiente condiviso, perché rimane fondamentale per la sopravvivenza di tutti quanti. E abbiamo scelto Vicenza come luogo per questo convegno, in quanto l'amministrazione in questi ultimi anni si è dimostrata abbastanza sensibile e di conseguenza anche da parte dell'assessore oggi ha dimostrato che ci sono un sacco di piccoli interventi, che sono quelli poi che avevamo chiesto, che migliorano la viabilità, migliorano la fruibilità. Per cui chi sceglie di andare in bicicletta, perché è una scelta, ci può essere anche chi invece in macchina ci deve andare per forza, per cui non è che facciamo la guerra alle automobili, ma deve avere la possibilità di scegliere, e di scegliere soprattutto di non farsi uccidere. Purtroppo però in questi giorni ci sono stati cose di cronaca, notizie di cronaca che invece hanno un po' detto il contrario, quindi stiamo facendo appunto il punto insieme alle amministrazioni per poter migliorare questa situazione che è diventata un po' critica. Ecco, e a proposito della cronaca di questi giorni, ovviamente il riferimento, il pensiero va alla piccola Lea, la bimba deceduta a seguito dell'incidente avvenuto a Creazzo domenica. Ieri c'è stata una veglia in memoria della piccola, una veglia di vicinanza con la famiglia. Vediamo insieme il servizio. Palloncini e fiori bianchi, così la comunità di Altavilla ha dato l'ultimo e simbolico abbraccio alla piccola Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni, travolta domenica scorsa a Creazzo da un SUV mentre era sul marciapiede, i cui funerali si svolgeranno in Serbia, paese di origine della famiglia. Una veglia partecipata da oltre 500 persone che hanno affollato la chiesa del Santissimo Redentore per pregare ancora una volta insieme e abbracciare la famiglia che ha deciso di donare gli organi della piccola.
Il dolore straziante della mamma Giovanna, che è salita sull'altare, ha detto tra i singhiozzi: gli organi di Lea sono stati donati ad altri 5 bambini, mi sono presa io il dolore di altre 5 mamme, ma almeno so che il suo cuoricino continuerà a battere. E poi il ringraziamento del parroco Don Marco alla famiglia per aver condiviso e permesso di vivere insieme anche questi momenti con Lea. Che per l'ennesima volta l'hanno voluta fatta uscire di casa perché fosse un dono per tutti. Perché non avete vissuto semplicemente come famiglia questi momenti, ma in qualche maniera ce li avete fatti vivere insieme. Perché potessimo tutti attraverso Lea toccare le corde più profonde e autentiche della vita, quelle che solo i bambini e chi mantiene un animo come loro riescono a suonare. Veglia di lacrime per la folla silenziosa, preghiere delle maestre della piccola, dei bimbi dell'elementare Anna Frank che frequentava, che hanno letto ricordi legati alla loro compagna. Grazie Luisa Bertini e a Simone Squarcina. Adesso vedremo quanti anni, quale sarà la condanna per quest'uomo ubriaco alla guida di un SUV che uccide una bambina di 10 anni che era sul marciapiedi. Poi finisce, palloncini, applausi. Non si può andare avanti così, non si può. C'è stata una tragedia ieri ancora a Vigo d'Arzere, non facciamo altro che dare conto di incidenti stradali. Lungo il Terraglione una donna di 64 anni è morta dopo aver tamponato l'auto che la precedeva. Pare sia stata colpita da un malore. In questo caso sul posto sono andati per noi Chiara Gagliani e Federico Cibotto. È una strada fondamentale di collegamento tra i comuni di Vigo d'Arzere e Cadone, che è la strada provinciale 87 del Terraglione. La stava percorrendo proprio in questa direzione, da Vigo d'Arzere diretta a Cadone, con una donna di 64 anni di Cadone che intorno alle 21 è finita contro il veicolo che la precedeva, una BMW condotta da un 25enne di San Giorgio delle Pertiche. L'auto è carambolata, si è appoggiata al guardrail che avete alle mie spalle, restano ancora i segni immediati, sono scattati i soccorsi, la donna al volante è stata trovata già priva di sensi, forse già senza vita, infatti inutili sono stati i soccorsi prestati immediatamente dai sanitari del SUEM 118. Si pensa che potrebbe essere stata colpita da un malore, per questo ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro l'auto che la precedeva, ma la dinamica dell'incidente è tutta da chiarire. Stanno indagando i carabinieri di Padova presenti sul posto appunto con i sanitari del SUEM e anche con i vigili del fuoco. Solo leggere ferite per il giovane che si trovava alla guida dell'altro autoveicolo coinvolto. La strada qui è rimasta chiusa per tutta la durata dei rilievi, una strada molto trafficata come potete vedere anche in questo momento. Grazie molte a Chiara Gagliani. Adesso andiamo a Bassano del Grappa da Vanessa Panzato in diretta, perché sono molti problemi legati al centro studi, tra questi anche quello dei trasporti. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, questione critica, quella del trasporto scolastico. Ci troviamo proprio al centro studi di Bassano del Grappa che ospita una cosa come 8.000 studenti e studentesse, quindi numeri altissimi. Praticamente c'è un paese qui in 5 scuole, in 5 istituti superiori. Questione trasporti, tante le criticità, e si torna attorno a un tavolo ad hoc proprio martedì prossimo, il 25 di febbraio. Ci saranno i rappresentanti dei genitori, ci saranno i rappresentanti delle scuole, ci sarà l'amministrazione, ci saranno gli esponenti vari delle agenzie, delle ditte di trasporto, con me Walter Lovato, che è appunto il presidente dell'UCG, che è l'Unione del Comitati Genitori.
Di cosa si parlerà? Quali saranno i punti principali che saranno trattati, Lovato, proprio quel 25 febbraio? I punti principali sicuramente saranno le criticità che nel precedente tavolo del mese di dicembre abbiamo già evidenziato, e quindi alcune corse che mancano, degli appuntamenti, diciamo così, dei vari corse che non si trovano, quindi questo sarà il nostro focus. Ovviamente a questo c'è anche da capire il proseguio delle corse che sono state ammesse, perché dobbiamo ammettere che le amministrazioni, non solo quella di Bassano ma anche dei comuni contermini, ci hanno supportato nel aggiungere soldi per poter dare un servizio al pomeridiano che mancava, e quindi questo un plauso, perché comunque tutti gli attori si stanno muovendo. Un plauso anche ai gestori del trasporto che anche per loro non è facile, però certamente alcune corse devono essere riviste sia per i numeri che salgono e per quello che mancano. Una nota di appunto è anche sul fatto che bisognerebbe che le aziende di trasporto fossero molto più sollecite nel controllo dei titoli di viaggio, perché questo è un grosso problema da quello che ne sappiamo. Sì, anche perché molto spesso gli autobus sono strapieni, ma non tutti hanno il biglietto, non tutti hanno l'abbonamento. Ci sono, come si chiamano, i portoghesi, ecco, i famosi portoghesi che salgono sull'autobus. C'è da dire che tanti vengono lasciati a piedi anche e soprattutto nel pomeriggio. Certo, sì, il pomeriggio era l'area più critica, anche perché abbiamo avuto delle scuole che sono passate poi al pomeriggio, sollecitate anche da tutti gli attori, perché questo, il pomeriggio, è un problema se non viene fatto, in quanto le risorse sono sempre poche. Facciamo presente che il trasporto, non solo trasporto scolastico, costa 1.400.000 euro l'anno per la sola provincia di Vicenza e solo per SVT, quindi capite che avere un trasporto efficiente, efficace e non proprio dispendioso sia una priorità per tutti, insomma. Nell'ultimo tavolo di dicembre appunto erano state avanzate alcune proposte che pare siano state accettate al momento, ma poi non sono state concretizzate. Sì, mi dicono che sono ancora presenti dei disservizi su 9 verso le 17:45, e anche qui nel centro studi mancano delle navette che devono portare i ragazzi alla stazione dei treni. Quindi insomma vedremo se martedì prossimo, il 25 di febbraio, durante questo ennesimo tavolo di trasporto verrà risolto qualcosa, si capirà almeno come cercare di trovare una soluzione a questo problema che si porta avanti in realtà da tantissimo tempo. Da Bassano del Grappa è tutto, direttore, ti ricedo la linea. Grazie molte a Vanessa Banzato e a Tommaso Migot, il nostro operatore. Vediamo i gialli a nord-est, no? Fioccano storie che poi diventano veri e propri gialli. Tra questi c'è quello della coppia, lui morto, trovato morto in casa a Borgo Veneto, la donna che era in condizioni gravi, è stata ricoverata in terapia intensiva, sta migliorando, ma anzi è migliorata, è uscita dal coma, ma non è ancora in grado di parlare, e si aspetta di sentirla proprio per avere la chiave di questo mistero. Sentiamo le ultime notizie. Lento e costante il miglioramento delle condizioni della donna trovata esanime vicino al corpo del compagno Silvano Vigato a Borgo Veneto. L'uomo è morto per un colpo di pistola al petto che, stando alle ipotesi degli inquirenti, si sarebbe inferto da solo. L'unica persona che può fare luce su questa vicenda è proprio la compagna, che però si sta riprendendo ed è stata trasferita dal reparto di neurologia dell'ospedale di Schiavonia all'unità di medicina fisica e riabilitativa di Conselve. Le sue condizioni però non permetterebbero ancora un confronto con chi sta portando avanti le indagini. La donna è debilitata e pare sia ancora in uno stato confusionale, mentre si sta cercando di capire se ci siano dei danni cerebrali legati a una prolungata assenza di ossigeno al cervello.
Allora, questo era il servizio di Ferdinando Garavello. Vediamo invece a sorpresa nel processo per il femminicidio a Conegliano di Margherita Ceschin, fatta uccidere secondo la procura su mandato dell'ex marito. Confessa uno dei presunti sicari, l'ultimo estradato in Italia. Ero lì, ha detto, eravamo in 3, ma non sapevo andassimo a compiere un omicidio. Sentiamo. A casa di Margherita Ceschin a Conegliano il 23 giugno di 2 anni fa, Luciano Joel Lorenzo c'era, lo ha ammesso lui stesso in quella che è di fatto la prima confessione da parte di uno degli indagati per l'omicidio della 72enne picchiata e soffocata nel suo appartamento. Un interrogatorio di 10 ore, quello a cui si è sottoposto Joel Lorenzo, 25 anni, estradato in Italia solamente il 26 gennaio, vale a dire a processo già iniziato per i 5 imputati. Un primo procedimento a carico di Enzo Lorenzone, ex marito della Ceschin, è considerato il mandante del delitto, di Sergio Lorenzo, fratello di Joel, e di Juan Maria Guzman, che avrebbe avuto un ruolo da mediatore. Un secondo vede invece imputati Candy Maria Rodriguez e José Mateo Garcia, rispettivamente mediatrice e presunto esecutore materiale del delitto. I 2 processi sono stati riuniti perché, come ha detto il presidente della Corte d'Assise, Iuri De Biasi, evidentemente connessi, e in essi entra a sorpresa la confessione del giovane domenicano, che conferma di essere stato tra i 3 che si recarono a casa della Ceschin, ma dalla porta, così ha riferito, entrò solo Garcia, mentre i 2 fratelli Lorenzo rimasero all'esterno, uno sull'uscio, l'altro all'esterno della recinzione. Sicuramente un atto di indagine che per la procura costituisce sicuramente un punto di partenza importante, però bisognerà vedere se verrà poi confermata le dichiarazioni nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. Se dunque le ammissioni di Joel e la chiamata in correità dei 2 complici avvalorano le tesi dell'accusa, anche la difesa incassa dall'interrogatorio un punto a favore. Ha dichiarato lo Joel che lui e il fratello rimasero molto sorpresi dall'aver acquisito la notizia della morte della signora Ceschin. Questo significa evidentemente che, quantomeno da parte dei 2, non c'era nessuna volontà omicidiaria, e quindi, se fossero confermate tutte le circostanze ipotizzate dalla procura, potrebbe trattarsi di un reato diverso da quello di un omicidio volontario. Qualcosa è andato storto, aveva dichiarato ai complici dopo la morte della Ceschin Sergio Lorenzo. Stessa sorpresa dunque da parte di Joel, che al pubblico ministero Michele Permunian ha dichiarato di aver saputo che sarebbe andato a delinquere, ma di aver pensato si trattasse di questioni di droga e non certo di un omicidio. La Corte ha calendarizzato un'udienza ogni 15 giorni da qui a luglio. Aver riunito i processi renderà più fluidi i lavori. Chiaro che per fare luce su una vicenda così complessa è necessario avere una visione unitaria ed insieme di tutti gli atti di indagine. Servizio di Lina Paronetto, vediamo la lotta alle baby gang e alla violenza giovanile, una giornata di controlli straordinari da parte dei carabinieri, mentre la questura chiude per 7 giorni il locale di Ponte della Priula, noto per il suo cartello contro bulli e Maranza. Vediamo. Non è bastato il cartello anti-Maranza, che tanto ha fatto discutere, ad allontanare lo spettro di un provvedimento della questura nei confronti del Casanegra, locale di Ponte della Priula, all'esterno del quale a Capodanno si era sviluppata un'aggressione shock ai danni di un 18enne, sfregiato al volto con dei cocci di bottiglia. Un episodio grave, ma evidentemente non isolato, con una nota delle autorità di polizia che parla di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui la sospensione di 7 giorni dell'attività, cui si aggiunge un'ordinanza del sindaco di Susegana Gianni Montesella, che detta di fatto un coprifuoco per i locali di via Tempio Votivo, proprio la via del Casanegra. Alle 22 si spegne la musica, alle 23 si chiude. La misura è soltanto per i locali in quella via, perché obiettivamente è l'unica via dove abbiamo riscontrato dei problemi. L'unico punto in cui abbiamo avuto problemi in questi ultimi 3 mesi, per cui sicuramente è sorvegliata speciale. E sorvegliata speciale resta un'altra zona calda della Marca, ovvero la stazione dei treni a Lancenigo di Villorba, dove nelle prime ore del giorno i carabinieri hanno effettuato dispositivi straordinari di controllo contro baby gang e devianza giovanile. Decine i ragazzi identificati, con il monitoraggio che ha dato un confortante esito negativo. Controlli, assicurano dall'Arma, che proseguiranno anche nelle prossime settimane.
Servizio di Christian Arboit, adesso con i nostri registi Tony Esposito e Italo Morao andiamo in pubblicità un paio di minuti, state con noi, grazie. Ancora cronaca, ci sono stati momenti di tensione a Venezia quando uno straniero ha tentato di buttarsi dal tetto di un antico palazzo veneziano proprio affacciato sul Canal Grande, ma è stato salvato dai carabinieri. Andiamo. Voleva lanciarsi nel Canal Grande dal tetto di un edificio. Come testimoniano le immagini, un 41enne di origine straniera si era portato sul cornicione pronto a gettarsi in acqua manifestando intenti suicidi, quando è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. In breve sono giunti sul posto i carabinieri del nucleo natanti, i vigili del fuoco e la polizia locale. I militari e i pompieri sono riusciti a raggiungere il 41enne sul tetto, afferrandolo in extremis proprio mentre si trovava ormai sul cornicione, proteso verso il vuoto. Hanno instaurato un breve dialogo per calmarlo e, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti a prenderlo e riportarlo in casa attraverso la finestra. In evidente stato di disagio, il 41enne è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. Servizio di Ilaria Marchiori, c'è stata ancora violenza nei campi di calcio dopo gli insulti razzisti rivolti settimane fa ai giocatori della Real Padova. Questa volta in un campo di Torreglia si è verificato un vero e proprio pestaggio. 2 cartellini rossi in campo sono bastati a scatenare la violenza di un gruppetto di tifosi che sabato hanno teso un agguato ad un giocatore. L'ennesima violenza nei campi di calcio si è verificata durante la partita Torreglia-Villa Estense del campionato Juniores. Nelle fasi finali della partita c'è stato un contatto tra 2 calciatori. Un giocatore del Torreglia ha dato 2 pugni al petto del rivale del Villa Estense, che ha risposto con uno spintone facendolo finire a terra. Cartellino rosso per entrambi e dritti nello spogliatoio. È qui che è avvenuta la violenza più grave. Un gruppo di 4 o 5 tifosi del Torreglia ha raggiunto nel tunnel che porta agli spogliatoi il calciatore del Villa Estense e lo hanno preso a pugni in faccia. Il dirigente accompagnatore della squadra, sentite le urla, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro che, visto l'atleta sanguinante, ha sospeso la partita proprio all'ultimo minuto sul 3-3. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato i violenti e avviato l'indagine. Mauro Fiocco, presidente del Villa Estense, ha confermato che il calciatore ha riportato 10 giorni di prognosi e che insieme alla famiglia ha sporto denuncia contro ignoti per le violenze e anche nei confronti della società del Torreglia, che non ha garantito la sicurezza degli atleti. La giustizia sportiva ha assegnato la sconfitta a tavolino per il Torreglia e ora si attendono i provvedimenti per i tifosi violenti. Servizio di Valentina Visentini. Intanto restano accesi i riflettori sul caso del cooperante veneziano Alberto Trentini, che è stato arrestato in Venezuela e che da allora non è stato rilasciato, né si hanno più notizie dallo scorso 15 novembre. Tutti al Lido, perché è originario del Lido, e non solo, attendono una svolta positiva. Dopo lo striscione Alberto Trentini libero collocato sulle finestre della sede della municipalità del Lido Palestrina, l'ex liceo Usero in via Sandro Gallo, come promesso dall'associazione Articolo 21, guidata dal giornalista Giuseppe Giulietti e dall'avvocato Alessandra Barellini, che assiste la famiglia Trentini in questa delicata vicenda, continuano ad essere ben accesi i riflettori sul caso di Alberto Trentini, il cooperante italiano 45enne, originario del Lido di Venezia, che si trova ancora ingiustamente rinchiuso in carcere in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Da quel giorno gli sono stati anche impediti tutti i contatti telefonici e messaggi con la mamma e con la sua famiglia. Un nuovo appello per la liberazione e i diritti di Alberto come uomo di pace è partito dall'attrice di cinema e teatro Ottavia Piccolo, Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes nel 1970. Un pensiero per Alberto Trentini. Tutti noi di Venezia e del Lido vogliamo che torni, vorremmo che tutti si interessassero a lui, anche senza, per carità, mettere bocca. Sappiamo che il governo si sta muovendo, lo speriamo, e pensiamo ai suoi genitori, ai suoi amici, ai familiari, gli siamo vicini con affetto e con tutto il nostro amore.
Grazie Servizio Lorenzo Maier, grazie a Ottavia Piccolo per la sua disponibilità, una grande attrice che non si nega mai quando abbiamo bisogno di avere un suo commento. E restiamo a Venezia per quello che succede durante il Carnevale, ma non solo, avete visto tentativi di suicidio, quelli che fanno sci nautico nel Canal Grande, addirittura c'è stato uno che faceva surf trainato da una moto d'acqua in piazza San Marco, il subacqueo quando c'è l'acqua alta, insomma no, se ne vedono di tutti i colori e ci fermiamo qui per non dire le cose peggiori. Però secondo il comitato danni da movida, perché poi ci sono anche i danni da movida, oramai a Venezia tutto è lecito. Sentiamo. Carnevale si può fare tutto quello che si vuole, perciò la movida ovviamente a Carnevale sarà peggiore di tutto il resto dell'anno. A Venezia nella prima domenica di Carnevale si è raggiunta la cifra monstra di 175.000 visitatori, l'equivalente in abitanti di quella che sarebbe la 20ª città italiana per popolazione. 175.000 persone, per lo più inevitabilmente ammassate nelle solite 4 o 5 zone. Calcolando che anche solo una piccola percentuale di questa massa, ed è spesso la più giovane, decida di fermarsi anche la sera, significa avere decine di migliaia di persone in strada, non di rado impegnate in quelli che poeticamente vengono definiti Baccaro Tour. Sono dei tour alcolici organizzati dai tour operator che portano a Venezia infiniti gruppi di giovani, abbastanza giovani, che poi si ubriacano. Secondo la capogruppo di Venezia e Tua Cecilia Tonon, la contraddizione non è tanto nel fatto che a Carnevale non ci sia il contributo d'accesso, è il fatto che anche quando è attivo questo finisca alle ore 16. È lì che dovrebbe intervenire un contributo d'accesso, ma molto alto. Io, se fosse per me, suggerirei di mettere 500 euro per chi vuole venire a fare i tour alcolici a Venezia, al di là della difficoltà di muoverci per le strade, ma queste persone poi vanno a fare i bisogni, a vomitare nelle calli sui nostri portoni di casa. In una città già piena di locali, secondo il comitato danni da movida, nell'ultimo decennio ne sono stati aperti un altro centinaio e solo negli ultimi 4 anni sono apparsi 50 nuovi plateatici. Io vado sempre via quando c'è Carnevale, non mi posso nemmeno tappare in casa perché dove abito io è un casino tremendo. Fino a che ora? Sotto casa mia almeno fino alle 2 di notte, altre zone dicono anche dopo. La cosa strana è che a Venezia molti comportamenti che noi lamentiamo in realtà sarebbero vietati. Per esempio, non ci si può sedere a mangiare sulle rive, non si può sostare sui ponti e intralciare, ma sono cose che succedono quotidianamente. Quindi a Venezia non è che non ci siano le regole, ci sarebbero le regole, ma noi ci chiediamo perché non vengono fatte rispettare. Servizio di Filippo Fois, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Lo chef dimagrito senza carboidrati, il dietista e ricercatore dice la pasta non va demonizzata. In effetti guardate la trasformazione dello chef da così a così. E poi Don Carlo, garante dei detenuti, le guardie sono professionali, con Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Per Forti spero pene alternative. 16.000 sfollati ucraini aspettano la pace, la metà vuole restare, però c'è anche il nodo dei permessi. E poi Padova, la studentessa del conservatorio ucraina, mio marito è al fronte, lo chef trevigiano a Kiev, qui sta chiudendo tutto, Kiev è cupa sotto le bombe, lo crediamo visti i rapporti sempre peggiori tra Zelensky, Trump, Putin, non siamo nelle mani di una banda di bulli. Allora, confermato per lunedì lo sciopero a livello nazionale dei trasporti per 24 ore. A Venezia provocherà inevitabili disagi in una settimana tra le più calde dell'anno per gli arrivi in città proprio durante il Carnevale. Non è uno scherzo di Carnevale da domenica sera a mezzanotte fino al tesoro di lunedì, dunque di fatto per l'intera giornata di lunedì a Venezia si fermeranno i trasporti, compresi i servizi di collegamento acqueo di motoscafi e vaporetti in centro storico. Lo sciopero è indetto dall'Unione Sindacati di Base a livello nazionale, con la concomitanza del Carnevale 2025, il conseguente arrivo in massa di turisti, rischia però di rendere le cose a Venezia particolarmente complicate, non solo per gli
ospiti ma anche per i residenti e lavoratori. L'ulteriore rinvio alla firma conferma i nostri dubbi e le nostre perplessità circa la reale presenza dei fondi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei autoferrotranvieri. Un rinnovo che sia capace anche di soddisfare quelle che sono le nostre richieste del miglioramento della qualità vita-lavoro. Lunedì saranno garantiti solo i servizi minimi e le fasce protette previsti per legge. Come sempre, Alberto Cancian ribadisce ancora una volta la crisi del settore e le motivazioni dello sciopero. Non soltanto per quanto riguarda la parte economica, turni sempre più pesanti, nastri lavorativi sempre più lunghi, da troppo tempo a questa parte ormai hanno fatto perdere l'appetibilità di questa professione. Inoltre USB sciopera anche per chiedere l'ampliamento alla discussione, portando la nostra piattaforma. E intanto restiamo a Venezia per l'esposto allo sportello unico dell'edilizia e anche alla polizia locale del consigliere Marco Gasparinetti per un ampliamento abusivo, secondo la denuncia, di un albergo che avrebbe accorpato decine di appartamenti a San Marco. È presentata una denuncia relativa all'estensione abusiva, secondo noi, di una struttura alberghiera che ha fatto incetta di appartamenti tutto intorno, ne ha comprati a decine e ha collegato quelle che erano unità abitative a uso residenziale senza cambio di destinazione d'uso con l'albergo. Nel caso specifico quanto è stato ingrandito in sostanza l'albergo? Non possiamo dirlo fin tanto che gli uffici comunali non avranno verificato ciò che noi sospettiamo. La segnalazione per presunto abuso edilizio presentata dal capogruppo di Terre Acqua 2020 Marco Gasparinetti chiede al comando di polizia locale allo sportello unico di edilizia del comune di Venezia una verifica riguardo accorpamenti che avrebbero portato ad un significativo ingrandimento di un albergo in sestiere di San Marco. Da un lato potrebbe rappresentare una violazione del regolamento edilizio che vieta le locazioni turistiche comunicanti fra di loro e dall'altro anche un modo di aggirare la delibera sul blocco dei cambi di destinazione d'uso. A che sanzioni si va incontro in questo caso? A questo lo stabiliranno gli uffici comunali, noi abbiamo fiducia nella macchina anche se i vertici del comune sono indagati, pensiamo che la macchina comunale sia ancora in grado di svolgere il suo ruolo, perché se ci sono delle regole, per quanto insufficienti, quelle regole vanno rispettate. Al di là del caso specifico, sul quale ora verranno eseguite le opportune verifiche, il punto nodale della questione sollevata da Terre Acqua è su un fenomeno che si presenterebbe dai contorni più estesi. Diciamo che questo non è l'unico esempio, ma è un esempio emblematico. Chiediamo agli uffici comunali di effettuare le verifiche proprio per dirci quante sono, perché a noi risultano acquisizioni multiple. E qui si apre un problema politico. Che senso ha, ad esempio, parlare ancora di regolamentazione dei flussi turistici quando nel solo comune di Venezia si viaggia verso una capacità ricettiva di 100.000 posti letto? Da un lato ci si dice che si vogliono ridurre i flussi turistici, però si autorizzano nuovi alberghi. Dall'altro, come ben sappiamo, il carnevale, che è un periodo di punta notoriamente esente dal ticket, così come è esente dal ticket la fascia oraria dei Baccarotour e degli addi al nubilato. Non prendiamoci in giro. Così Marco Gasparinetti. Vediamo adesso la polemica scatenata da un intervento in Consiglio Comunale della Lega a Venezia per chiedere il divieto nei locali pubblici di indossare burka, niqab, insomma qualsiasi tipo di velo che travisi il volto, che nasconda il volto delle persone. Sentiamo. Ieri il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione della Lega per il divieto di burka nei luoghi pubblici e speriamo che anche a Venezia, data la corposa comunità islamica qui presente, si voglia anche tutti insieme con le forze di opposizione e di maggioranza dare valore e dignità alle donne e dire che nel nostro territorio queste forme di oscurantismo e di sottomissione culturali non possono essere accettate. Sull'onda di quanto avvenuto a Monfalcone in Lombardia, il consigliere leghista Bazzaro ha proposto una mozione che vieti con daspo e sanzioni anche a Venezia il burka nei luoghi pubblici. Mozione che Forza Italia considera invece troppo restrittiva. Deve essere visto caso per caso, c'è una legge che regola già queste cose e non ci sembra che debba essere il comune a regolare queste cose, ma dovrebbe essere appunto lo Stato, il Parlamento a decidere eventuali modifiche di questa legge, non certo noi come comune, tantomeno utilizzare un daspo. La volontà nostra è portare il tema
in seno alla discussione appunto in Consiglio, sapendo che in Regione Lombardia è stata approvata con i voti anche di Forza Italia e sono convinto che anche in Parlamento troverà lo stesso consenso. Ricordo che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha bocciato il diritto ad avere il volto coperto con niqab o burqa, che Francia e Belgio hanno già messo al bando questa possibilità e che in Svizzera dal 1 gennaio 2025 tramite referendum i cittadini svizzeri hanno detto no sia al burqa che al niqab. Quindi non siamo i soli, l'Europa si sta muovendo in questa direzione. Credo che anche l'Italia e soprattutto la città di Venezia, con la sua storia di vera integrazione e cultura, possa essere da punto di riferimento per una svolta che è a tutela di tutti, ma soprattutto dei diritti delle donne e delle bambine. Per il Partito Democratico si tratta solo di una mossa propagandistica. È solo propaganda, perché se si vogliono affrontare realmente i temi dell'integrazione della condizione femminile bisogna ragionare su politiche attive, non certo su nuovi divieti. Del resto è la stessa mozione che ricorda come esista già una legge nazionale che in alcune situazioni prevede ovviamente che il volto debba essere assolutamente visibile. Io suggerisco alla maggioranza di prendere in considerazione e di approvare molte delle proposte che abbiamo fatto in questi anni, e quindi si parla di parità salariale per le donne e in generale diciamo politiche attive che permettano alle donne di conciliare il tempo lavoro-famiglia, ovvero noi dobbiamo dare maggiori spazi di libertà alle donne. E su questa battaglia politica a Venezia sentiamo il parere dei cittadini. La cosa più giusta e logica, visto che la Costituzione a noi ce lo vieta, mi sembra, no? Per cui mi sembra giusto. Trovo che sia una scelta personale delle donne, però trovo anche che siano molto indottrinate in questo caso nella religione. Io ovviamente sono per la libertà, insomma, una donna deve essere libera di indossare quello che vuole, basta che sia una sua scelta e che non venga convinta che questa sia una scelta libera loro, quando in realtà se si comportano diversamente poi magari non sono proprio viste bene, ecco. Secondo me deve essere una via di mezzo tra il rispetto della religione o della cultura e la sicurezza del paese, quindi non saprei dare una risposta precisa, però secondo me è una buona via di mezzo tra la cultura e appunto la sicurezza e la riconoscibilità. Non mi piace, è una cosa che trovo assolutamente abominevole, però non possiamo indagare più di tanto sulle tradizioni e culture degli altri. Io sarei contraria al fatto che venga coperto completamente il volto, però come le ripeto è difficile addentrarsi nei meandri della religione, è anche vero che se tu vai da loro devi adeguarti. Mi auguro che siamo sulla buona strada in questo principio. Anche in Veneto si stanno seguendo le fasi difficili del Papa Francesco, che è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, è ancora ricoverato. Vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti: cos'è la polmonite bilaterale e come si cura. Il dottor Pregliasco, spesso ospite di Rete Veneta e di Antenna 3, il pontefice è in una fase di passaggio verso il rischio di forme più gravi. E sulle condizioni di Papa Francesco abbiamo sentito i residenti a Bassano del Grappa. È preoccupata per le condizioni di salute del Papa? Preoccupata, mi dispiace perché ovviamente con la figura che ricopre, giustamente poverino, però hanno detto anche per televisione che l'età c'è e non ha una cosa da niente, insomma, purtroppo. Niente, che stia meglio, che si riprenda il più presto possibile. Mi auguro guariccio, non so come mi spiego, di essere sano subito. Che guarisca? Sì. Spero che il Signore guardi il suo animo e gli dia tanta pace interiore. Come sta vivendo lei personalmente questi giorni? Prego, come lui ci ha insegnato. Lo paragono anche alla sofferenza anche di San Giovanni Paolo II. Abbiamo due pontefici che con la loro sofferenza ci danno esempio
e secondo me la loro sofferenza servirà anche per la situazione che stiamo vivendo adesso. Ma certamente siamo dispiaciuti perché è sempre un personaggio importante, insomma, e faccio gli auguri che una pronta guarigione. Non ho nessun interesse a riguardo, sono proprio anticlericale convinto. Speriamo stia bene, dai, guarisca in fretta. Sì. Anche lei, signora? Io credo proprio di sì, anche perché lo amiamo, no? Sono molto preoccupata e spero che se la cavi e che ne venga fuori bene, ecco, che continui, perché mi piace come la pensa. Mi dispiace sì tantissimo, preoccupata un po', soprattutto per l'età che ha. Speriamo che trovino il rimedio, lo curino bene e che venga a tornare fra di noi, una preghiera sempre. Interviste di Monica Smiderle, pubblicità e poi torniamo subito da voi. Ieri ad Asolo l'intervista esclusiva di Marta Marangon al ministro dello sport Andrea Abodi, che ha parlato delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e sempre a proposito di Cortina poi c'è anche una polemica scatenata dall'ex sindaco Gianpietro Ghedina. Vediamo. Facebook ha riaperto un cassetto e Gianpietro Ghedina, ex sindaco di Cortina, tra gli artefici con il presidente della regione Luca Zaia della candidatura olimpica della regina, a 3 anni dal passaggio del testimone a Pechino 2022 ha deciso di fare la sua analisi realistica quanto amara di ciò che è stato e di quel che sarà. Non sarà quella che doveva essere la grande occasione di Cortina, del Cadore e della provincia di Belluno, scrive Ghedina, e il riferimento al rilancio infrastrutturale ed immagine del paese avvenuto afferma in modo parziale, frammentario, disordinato e senza adeguata comunicazione. Dal villaggio olimpico a Socrepes, che è e resta strategico, ma bisogna fare in fretta. Dal piano parcheggi all'assenza totale di informazioni riguardo l'apertura o la chiusura delle attività, da quelle ricettive come i rifugi ai maestri di sci. Si viaggia a vista, dice Ghedina, che si sofferma su quell'entusiasmo ormai scemato e sui ritardi delle opere. Questioni che per l'ex sindaco, oggi consigliere d'opposizione, avrebbero meritato confronto e approfondimento con la cittadinanza, anche con un certo orgoglio. Diversi i like alla disamina di Gianpietro Ghedina e tra i pollici in su spicca quello lasciato dall'amministratore delegato di Simico e commissario di governo Fabio Massimo Saldini, che il 6 febbraio scorso ha guidato la nostra troupe in un tour esclusivo nel cantiere della pista da bob. Un impianto all'avanguardia, ha ribadito ad Asolo il ministro dello sport Andrea Abodi. Siamo pronti per farci trovare pronti, può sembrare un gioco di parole ma è la verità, quindi voglio rassicurare del lavoro operoso che stanno facendo donne e uomini in questo cantiere che è veramente affascinante, che ci consegnerà una pista per queste 3 discipline che sarà un'eccellenza mondiale. Il ministro ha risposto anche sulla querela in corso relativa alla vendita dei biglietti per assistere alle gare e a Cortina quelli per bob, slittino e skeleton non sono ancora disponibili. Non è che sia rimasta indietro la biglietteria del bob, dello skeleton e dello slittino per il cantiere, è che c'è una programmazione fatta con il CIO, quindi ognuno avrà la sua soddisfazione per tutte le tasche, come si suol dire, perché è importante che le Olimpiadi siano accessibili anche dal punto di vista del costo del biglietto, anche se il grande spettacolo sarà anche televisivo. Il grande spettacolo sarà anche televisivo. Andiamo in Val Brenta perché sono molte le voci contrarie al progetto di una centrale idroelettrica in località San Gaetano, proprio lungo il corso del Brenta. Nel mondo sportivo c'è chi si occupa di disabilità e vedrebbe la propria attività compromessa, come anche altri sport fluviali. Vediamo. Dalle acque del Brenta sono nate non solo le medaglie olimpiche e mondiali di campioni come Pierpaolo Ferrazzi, Daniele Molmenti e Giovanni Di Gennaro. Della forza naturale del fiume godono anche molte altre attività sportive agonistiche, di puro diletto o di supporto, ad esempio, alle persone con disabilità. Il progetto di una diga a San Gaetano stroncherebbe queste attività. Lo sport per noi, ma come per chiunque altro, vuol dire crescita, autonomia, autostima, riappropriarsi di quello che è un diritto e per noi l'acqua è vita. Dall'associazione Disability Freedom arriva quindi un appello forte e chiaro. Io spero veramente che tutti muovano un passo d'attenzione, perché tutti parlano di inclusione, tutti parlano di diritti della persona di disabilità,
ma c'è un gran riempirsi la bocca, ma poi concretamente poco si fa. Fare attività di kayak e canoa in Brenta aiuta a fare sport tante persone che altrimenti ne sarebbero escluse. Ci alleniamo costantemente perché facciamo anche canoa e quindi vuol dire 3 volte alla settimana essere in acqua. Tra l'altro portando sia i ragazzi con disabilità cognitive che noi come canoa anche degli ottimi risultati a livello nazionale, perché comunque abbiamo portato a casa dei titoli nazionali. Non è poca cosa, ecco. Ridurre la portata del Brenta per produrre energia elettrica avrebbe un impatto fortissimo su questa vera e propria palestra a cielo aperto. E vuol dire bloccarci. Bloccare noi come bloccare tante altre realtà, c'è una cosa che non si può fare, non sa da fare. Lunedì a Focus TG avremo ospite Vittorio Pierobon, che è stato per 15 anni vice direttore del Gazzettino, un cacciatore di storia ama definirsi, e ha raccontato in un libro una bellissima storia di cui vi daremo tutti i dettagli dalla sua viva voce. Vedete la copertina per Ambrogio, rivediamo un attimo la copertina se possibile. Per Ambrogio è un libro che riguarda la storia di Ambrogio Darè, eccolo, con in braccio al direttore all'epoca, negli anni '80, del Gazzettino Giorgio Lago, che decise per questo bambino gravemente malato di avviare una sottoscrizione che ebbe un successo incredibile, una sottoscrizione che riuscì a raccogliere all'epoca 60 milioni di lire. Questa è la foto di Ambrogio Darè, oggi è diventato un autista della CTV e ancora molto grato nei confronti di tutti coloro che mandarono soldi, che gli consentirono di andare negli Stati Uniti per farsi operare e vediamo altre foto se riusciamo a vederle. Ecco, questo è Ambrogio con i genitori poco prima della partenza per gli Stati Uniti, dove fu sottoposto ad un trapianto, e da quel trapianto partì ovviamente la sua nuova vita. Il cuore dei Veneti e dei Friulani con la Croce Rossa per salvare Ambrogio, quei grandi occhi chiedono la vita, sono tutti articoli che erano usciti proprio durante, ecco, via la sottoscrizione, interviene la Regione Veneto, già superata quota 60 milioni. Una bellissima storia, perché poi questo bambino è diventato un uomo. Vittorio Pierobon ha raccontato in questo libro questa storia e lo farà lunedì qui in diretta a Focus TG. Vediamo anche quest'ultima foto, è la partenza di Ambrogio per gli Stati Uniti, vedete, con i genitori, e al fianco c'è anche Maria Pia Fanfani, che si è occupata tantissimo di solidarietà. Vediamo gli ospiti di stasera a Focus. Ci saranno in studio Pietro Bean, Marco Brigo, Corrado Callegari, Monica Coin, Giorgio Denardi, Fosca Moro e Matteo Zuccol. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, grazie a Tony Esposito e Italo Moravo in regia. Ci vediamo stasera con Focus alle 21:15, buona giornata.